Mancano poche ore a Ferragosto, il cuore dell'estate da sempre cartina al tornasole dell'andamento di un'intera stagione, ma sembra non se ne sia accorto nessuno e si scaldano i motori per quelle che saranno davvero le ultimissime partenze a cui domenica si aggiungeranno i primi rientri. Finora agosto ha portato sulle strade del Veneto ben 900.000 veicoli, praticamente un quinto dell'intera popolazione del nord-est che si è messo in marcia per regalarsi la pausa estiva dal lavoro. Anche il prossimo fine settimana sarà tutto esaurito e quindi il primo bilancio di quest'estate, un po' anomala, riguarda proprio il traffico e l'occasione mancata delle partenze intelligenti che proprio quest'anno non hanno avuto presa tra i vacanzieri. Ci sarebbe da discutere sul tempo, già l'estate 2010 era cominciata in ritardo con un giugno freddo e continuata con un luglio afoso a tratti caratterizzato da precipitazioni violente, per poi spegnersi in un agosto che a breve ci regalerà ancora pioggia, come prevedono i meteorologi per questo Ferragosto. Insomma, il sole non splenderà sulla giornata simbolo dell'estate che però rischia di passare sottotono anche per i vari rigurgiti di protezionismo sorti con i primi caldi. Le spiagge non festeggeranno con le tradizionali chiassose feste di mezzanotte. I locali sono stati zittiti, ridotti nei decibel, nell'alcol e un po' anche dalla crisi. Rimangono i fuochi d'artificio, se il tempo concederà la grazia di una notte senza pioggia. Padova non rinuncia allo spettacolo pirotecnico in Prato della Valle, Caor le proporrà la Notte del Fuoco che a Chioggia avrà una serata gemella dal nome I Fiori del Fuoco. In linea con quest'estate un po' dimessa la proposta veronese, picnic per tutti al Bastione Santo Spirito.